Sono appena arrivate notizie bomba dal Napoli. E noi torniamo con un altro emozionante aggiornamento sul nostro amato club. Come sempre, ci impegniamo a fornirvi le informazioni più recenti e rilevanti. Prima di tuffarci in questo elettrizzante argomento, ricordatevi di mettere mi piace al canale e di iscrivervi per non perdervi nessuna novità. Oggi abbiamo un argomento che sta generando grandi aspettative sul futuro del nostro club. Dietro le quinte del Napoli sta nascendo qualcosa di straordinario. Antonio Conte, allenatore del Napoli, è più attivo che mai, non solo in campo, ma anche dietro le quinte. Conosciuto per il suo carisma e la sua capacità di attrarre talenti di primo ordine, Conte si è già assicurato i primi sì per i rinforzi della prossima stagione. Il terzino sinistro del Lecce Patrick Dorgu e l'attaccante del Parma Angelo Ambonni hanno entrambi espresso il desiderio di unirsi al Napoli e di sfruttare l'opportunità di lavorare con un allenatore di fama mondiale. Entrambi i giocatori sono promettenti e con un grande potenziale, e la loro volontà di unirsi al Napoli riflette la loro ambizione di elevare le loro carriere. Ora è nelle mani dei rispettivi club, Lecce e Parma, che le trattative vadano avanti e che questi rinforzi si concretizzino. Vogliamo sapere cosa ne pensate voi, tifosi del Napoli. Pensate che Dorgu e Bonni possano essere aggiunte strategiche per rafforzare la squadra nella prossima stagione? Pensate che Antonio Conte sia sulla strada giusta puntando su questi giovani talenti? Lasciate le vostre opinioni nei commenti e non dimenticate di mettere like e di iscrivervi per rimanere aggiornati su tutte le novità e i movimenti del mercato del Napoli.